Cresce il costo dei pedaggi autostradali più 1,5% con il nuovo anno, aumenta il prezzo del gasolio più 3,6%, come i costi di gestione aziendale. Le imprese dell'autotrasporto sono sempre più in difficoltà. L'ultima indagine della CGA di Mestre evidenzia come negli ultimi 10 anni in Veneto si siano perse 2000 imprese. La moria più alta in termini percentuali in provincia di Belluno, che ha visto la chiusura di 73 imprese, meno 34%. In termini assoluti svetta la provincia di Treviso, che ha perso 468 imprese di autotrasporto, pari al 30%. Seguono Rovigo, meno 28,9%, e Venezia, meno 28,7%. Molte piccole e medie imprese denunciano margini di guadagno sempre più ridotti e difficoltà a rinnovare i mezzi o a reperire nuovi autisti. Le piccole imprese non possono usufruire di rimborsi sui pedaggi né di crediti d'imposta per compensare l'incremento delle accise, tanto che ogni camion impiegato potrebbe subire un aumento medio annuo del costo per il solo acquisto del carburante di circa 2.000 euro. Sono necessari interventi urgenti, incentivi, semplificazione burocratica e maggiore tutela nei rapporti con la committenza. Senza misure concrete rischia una riduzione di servizi e pesanti ricadute sull'intera filiera produttiva del nostro territorio.